Siamo oggi arrivati al Lido, alla conclusione della Route 2 du Panathlon. 25 panatleti sono partiti da Bressanone in 6 tappe, abbiamo attraversato Trentino Alto Adige, il Veneto, incrociando molti dei 24 club dell'area 1 in questa passeggiata che vuole essere una festa fra amici per riscoprire e segnalare l'importanza delle piste ciclabili e apprezzare la natura, la ricchezza culturale, artistica della nostra regione. E oggi il gran finale da Chioggia, in parte in bicicletta, in parte in barca, quindi apprezzando anche la laguna. Sono l'ultimo superstite di questa route di Panathlon, perché questa è la mia 10ª partecipazione a questa manifestazione che prima si chiamava Transalpina Bike e poi da 3 anni a questa parte è stata denominata Route 1 e Route 2. La route è stata presentata è stata organizzata benissimo e ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto gruppo e io penso che parteciperò anche il prossimo anno e spero che ci sarà una partecipazione più nutrita e che via via si aumenterà sempre di numero, perché merita veramente. Io mi sono unito a questa iniziativa al penultimo giorno, quindi ho fatto le ultime 2 tappe. Devo dire è la prima volta che partecipo a una iniziativa del genere e fin da subito ho notato la grande sintonia che c'era tra tutti i partecipanti di questo gruppo, e così è stato per questi 2 giorni, sia durante la pedalata che chi restava indietro veniva aiutato e ci chiacchierava, si parlava un po' di tutto, ci siamo conosciuti un po' e devo dire i percorsi erano organizzati molto bene. Ho scoperto che anche nei tratti di grande traffico si possono trovare delle strade poco trafficate, quindi unire magari due città grosse con un percorso piacevole e non pericoloso. Non potevo mancare questa edizione della Route, è stata bellissima, con una compagnia splendida, bella con quelli che l'hanno fatta tutta, ma anche bellissima con quelli che si inserivano giornalmente. I ricordi divertenti, per esempio, di chi ci teneva a non passare quando passava un gatto nero e naturalmente subito dopo forava, ed è capitato veramente. Bassano del Grappa è la prima città che ha fatto partire la Monaco-Venezia come Transalpina Bike. Dopo 7 anni si è deciso di dover cambiare un po' la tratta, arrivando sempre a Venezia, però far partecipare anche gli altri club dell'area. Finale migliore non poteva esserci, siamo arrivati al Lido in contemporanea con la mostra del cinema e quindi anche quest'anno un successo, anche perché quest'anno sono più che raddoppiati i partecipanti rispetto alle precedenti edizioni.